Niente, saci. Stiamo subendo l'effetto di questa coda, della perturbazione che sta sulle Azzorre. E questo si può sentire dai rumori, dai cicoli della barca e da come si muove la cucina. Abbiamo deciso di scendere ancora più a sud per cercare Eliseo, non c'aveva senso, e quindi abbiamo deciso di mettere la prua su Santa Lucia e di prendere quello che veniva, e questo è quello che ci ha regalato. Tiè, beccate sto peperoncino dondolante, non so se mi spiego. Povera Alfa Tau, è come c'è, è come saltare sulle spalle di tua nonna, senti la cicola così. Cioè, io sto fermo solo perché sto puntato spalle, testa e corpo alla brandina. Amedeo stanotte dormirà in amaca. Amedeo, stiamo debolina stanotte? Amaca. Stanotte amaca. Vabbè, signori, questo è quanto. Che dobbiamo fare? D'altronde il meteo è l'unica cosa su cui proprio non possiamo fare e dire nulla. Ci prendiamo quello che viene. Così. Vai. Tanto Padre Pio è andato.